Presidente Flavio Dal Corso, allora la bella rivoluzione del tram è arrivata anche a Marghera, il tempo delle polemiche è finito? Sì, non so se sia finito il tempo delle polemiche, certamente siamo addirittura d'arrivo con il tram, siccome le modifiche collegate all'arrivo del tram nella circolazione viaria della zona centrale e le modifiche apportate all'assetto del mercato bisettimanale sono state significative, forse qualche polemica continua, però sostanzialmente diciamo quello che è già stato attuato regge alla prova dei fatti, ci sono delle cose da sistemare, da assestare, ma sostanzialmente regge, e poi ci sarà un'ulteriore tranche una volta che effettivamente entra in esercizio il tram, per cui stiamo preparando diciamo la situazione migliore, ecco, perché da qui a poco dovrebbe effettivamente essere attivata la linea del tram e quindi avere un collegamento diretto, veloce e comodo con il centro di Mestre. Cosa significherà il tram dal punto di vista della riqualificazione di Marghera? Beh, significa molto perché collegati ai lavori veri e propri del tram sono state fatte una serie di opere di miglioramento della vivibilità e agibilità urbana, insomma da abbattimento di barriere architettoniche al fatto che di per sé il tram è un mezzo molto più comodo, accessibile e veloce e ci collega di più al resto della città di terraferma e in prospettiva anche a Venezia, però diciamo la qualità complessiva dei servizi pubblici di trasporto pubblico locale va sicuramente a migliorare in affidabilità, velocità e comodità. Come hanno reagito i cittadini durante le varie fasi della realizzazione? Beh, diciamo che come avranno potuto vedere i cittadini non solo di Marghera, insomma, ma di questo comune, ci sono stati indubbiamente dei problemi e delle lungaggini legate soprattutto alle difficoltà dello scavo del sottopasso sotto la stazione. Però adesso che si intravede davvero diciamo, l'entrata in esercizio, perché hanno potuto vedere appunto che si ultimavano le linee, che sistemavano le pensiline fermate, che si elettrificava appunto la linea, c'era una curiosità e c'è sicuramente interesse perché poi i mezzi pubblici sono molto usati, insomma, e quindi questo tipo di mobilità assieme alla vasta rete di piste ciclabili di cui per fortuna godiamo in questo territorio offrono la possibilità anche di mobilità alternativa rispetto al mezzo privato, al mezzo dell'auto, che comunque insomma cerchiamo di preservare, anche perché adesso con tutte queste modifiche stiamo studiando altre situazioni di parcheggio per favorire la sosta nel centro cittadino, insomma. Quindi... Perché i posti auto diminuiscono? Beh, diciamo che quelli sul tragitto del tram diminuiscono per forza, perché sia quelli diciamo ufficiali che quelli non posti non ufficiali ma che comunque vengono utilizzati per parcheggiare, dove c'è proprio la rotaia del tram non potranno più esserci. Stiamo studiando altre situazioni, anche perché sul tragitto del tram viene spostato tutto il trasporto pubblico e quindi altre vie, l'altra bretella di Piazza Mercato viene alleggerita, insomma, quindi stiamo studiando il ricavare posti sosta in questo pezzo di piazza, insomma. Benissimo, allora dopo Pasqua tutti in carrozza? Speriamo dopo Pasqua tutti in carrozza, perché effettivamente è un po' il ripercorrere le carrozze, i tram di inizio Novecento, però ovviamente il mezzo è molto più moderno, affidabile, silenzioso e porta a 200 persone e passa, insomma, quindi con una velocità e frequenza di collegamenti molto molto importante, insomma. Quindi se c'è un mezzo ogni 10 minuti che porta sul centro di Mestre è sicuramente più appetibile della situazione del trasporto pubblico locale che abbiamo adesso, insomma. Quindi è sicuramente un miglioramento. Grazie. Antonio Stifanelli, amministratore unico di PMV. Allora, il sottopasso è concluso, possiamo dire che adesso per quanto riguarda il tram il più è fatto? Direi di sì, direi che ormai siamo in discesa perché tutti i lavori sono stati completati, adesso manca l'aspetto più burocratico e cioè la verifica. I test, le procedure si sono state eseguite correttamente e già dalla prossima settimana ci saranno le prime verifiche da parte della Commissione di sicurezza, la quale dovrà accertare una serie di elementi, in particolare la perfetta rispondenza del sottopasso al progetto, in quanto questo sottopasso è l'unico al mondo con questo tipo di tram e per cui bisognerà stare particolarmente attenti per garantire la sicurezza del cittadino. Pensiamo che nella settimana di Pasqua queste
questioni saranno definite e ci verrà indicato il tempo necessario per fare il cosiddetto pre-esercizio, cioè la simulazione di un esercizio esattamente analogo a quello che sarà una volta che il tram entrerà in vigore probabilmente entro la metà di maggio. Lei prima ha spiegato l'importanza di questi sottoservizi, spieghiamo che per circa 20 km non ci sono sottoservizi, è così? Per 20 km, cioè pari al percorso del tram, che vuol dire poi di fatto 40 perché sono 20 andate e 20 al ritorno, non esistono più sottoservizi sulla piattaforma, nel senso che durante i lavori sono stati spostati tutti sotto i marciapiedi, in modo tale che se dovesse verificarsi un inconveniente all'acquedotto, alla fognatura, non è necessario rompere la piattaforma tranviaria. Inoltre è stato ottenuto anche un grande risultato che prima non c'era, è stata mappata attraverso sistemi elettronici tutto questo percorso in modo tale che è più facile intervenire. Devo anche aggiungere che è stato impiegato molto più tempo per spostare i sottoservizi che per fare il tram, nel senso che fatto 1000 il numero delle ore dedicate, 700 sono state dedicate a questo spostamento dei sottoservizi e 300 al tram, per cui se non avessimo spostato i sottoservizi il tram sarebbe finito da tempo. Invece con questa opportunità che abbiamo condiviso con l'amministrazione comunale, il tram adesso sarà garantito e non si dovrà più rompere nessuna parte della strada.